Francesca Spangaro, giornalista e conduttrice. Da anni la domenica vive solo di calcio. Chiedetele cos'è un fuorigioco, ma non in quanto tempo cuoce un uovo sodo. Paolo Zoppolatti, chef, ristoratore e volto televisivo. Tecnica, creatività e conoscenza del territorio, i suoi punti di forza. Ora una nuova prova del fuoco lo aspetta: trasformare Francesca in una food blogger di successo. Riuscirà il buon Paolo a farle abbandonare il microfono per il mestolo? C'è tempo fino ad agosto per saperlo. Intanto, acqua in bocca. Cari amici di Acqua in Bocca, bentrovati. Paolo ha tante qualità, insomma tante, ha qualità diciamo, solo che è un po' ritardatario, sono qua che lo sto aspettando per iniziare la ricetta, anche perché la domenica sapete, soprattutto oggi che gioca la Juventus, è abbastanza impegnativa. Nel frattempo allora vi faccio vedere dove sono andata a prendere il prodotto che mi ha chiesto per oggi, in Friuli, non in Giappone, però un po' di Oriente c'è. Vediamo. Tolte le bacchette, andiamo a vedere allora da dove nasce la nostra ricetta. Siamo a San Daniele, dove mi aspetta il signor Mauro Piglin. Ma Mauro, buongiorno intanto. Buongiorno, benvenuta. Mangiamo già? Cominciamo dalla fine. Cominciamo dalla fine. No, cominciamo dalla fine perché volevo farvi vedere qual è il prodotto finito, sostanzialmente per, a parte quella che è la bontà, che poi la giudicherete voi, ma soprattutto la praticità d'uso di questo prodotto. Siamo a casa, sì. Abbiamo preso questo filetto, lo apriamo la busta, lo giriamo semplicemente su un tagliere, senza sporcare niente, senza sporcare pentole, senza sporcare altro. Togliamo la pelle se non la vogliamo mangiare, si può anche mangiare o utilizzare per fare altre cose. Ah sì? Ecco. Ed il filetto è pronto da mangiare. A posto. Possiamo metterlo nel piatto, accompagnarlo con un filo d'oliva o con delle verdure, poi ognuno ci mette il suo... Ce lo mettiamo sul nostro piatto da portata e già fa la sua Esatto. bellissima figura, anzi proprio come mi insegnerebbe pronti. Zoppolatti, un effetto cromatico che risalta ancora di più. Noi vedremo però poi qual è tutto il percorso. Voi siete concessionaria qua per quanto riguarda la Trotteridea e il Salmerino e andremo a vedere tutto il percorso proprio che per arrivare appunto a questo prodotto. Ma Friul Trota come nasce? Nasce per caso perché noi, mio padre in particolare, faceva tutto un altro mestiere. Faceva ghiaia, calcestruzzi, scavi e scavando vicino al tagliamento si è trovato un piccolo laghetto che esisteva già allargato, nel quale, proprio per hobby personale, ci ha immesso un migliaio di avannotte di trota che nel tempo sono diventate trote un po' più grandi, e dopo 5-6 anni ci siamo trovati con trote da 7-8 kg. A quel punto la domanda è sorta spontanea: cosa facciamo? C'è Fasino, sostanzialmente. Mangià era in massa, mangiarle tutte. Ci abbiamo provato a mangiarle, a fare le grigliate con gli amici, era un luogo di pubbliche relazioni con i clienti delle altre attività, eccetera, però queste trote continuavano a crescere e quello che ci è rimasto in testa però già da allora è il fatto che tutti apprezzavano la qualità di questa carne perché era soda, perché non era forzata l'alimentazione, viveva in un ambiente naturale, vasca in terreno naturale appunto, con tanta acqua e poco pesce. E sono le caratteristiche che ancora oggi contraddistinguono i nostri allevamenti, ma anche la maggior parte, anzi tutti direi, gli allevamenti dei Friuli, dove la densità, pensate solo che la densità media del Friuli è di circa 15 kg di pesce per metro cubo d'acqua. Il disciplinare della produzione biologica prevede un massimo di 25 kg, quindi siamo ben al di sotto di quello che è il massimo della produzione biologica. E il Friuli per la produzione di trote come si contraddistingue a livello nazionale, internazionale? Diciamo che si pone bene perché in Friuli si produce circa un terzo della produzione nazionale e l'Italia è uno dei maggiori produttori europei, quindi questa la dice lunga sulla potenzialità del Friuli. È un prodotto che fino a poco tempo fa è stato un po' sottovalutato, non considerato, ma adesso grazie anche alla potenzialità del marchio qua spero che avrà il meritato successo. E grazie anche al lavoro che credo abbiate fatto voi, perché quando è partito suo papà così per caso la trota credo che non venisse consumata come la proponete voi oggi. No, infatti
mio padre è stato effettivamente un visionario, perché stiamo parlando di 35 anni fa, abbondanti, e 35 anni fa la trota si comprava solo intera, cioè una persona doveva comprarla, e portarsela a casa, curarla, aprire le viscere, eccetera, eccetera. E l'idea, diciamo che il passo più logico sarebbe stato quello di offrire filetti o la trota viscerata, come oggi anche si trovano nei supermercati e che sicuramente sono più pratici rispetto alla trota intera. Ma l'intuizione è stata quella di volerla dare pronta da mangiare. Infatti noi avevamo questa materia prima di valore sostanzialmente, abbiamo cercato di dargli valore aggiunto proponendola spinata completamente, senza coloranti e conservanti, pronta da mangiare. In 2 minuti posso avere un piatto pronto, in 20 minuti posso fare una cena di pesce completa con tutti i prodotti che noi facciamo, solo con la trota ma anche poi con altre specialità. Che noi tra l'altro non avevamo grande esperienza, abbiamo cominciato da soli, poi ci siamo avvalsi della collaborazione di alcuni chef locali, ricordo Gianni Cosetti per citarne uno conosciuto. E abbiamo cominciato a sperimentare prima di tutto e abbiamo offerto la trota affumicata calda, la trota affumicata freddo, una serie di altri prodotti, grazie poi al fatto che sì, con l'aiuto degli chef, ma poi siamo cresciuti anche noi. Poi è rientrato mio fratello dopo i trascorsi calcistici e sicuramente ha contribuito a far crescere di molto quella parte tecnica, tutto quello che serve per offrire un prodotto che sia buono, ma anche e soprattutto sicuro dal punto di vista della nostra salute. E anche con qualità nutrizionali specifiche, elevate? Assolutamente sì, perché la trota, come un po' tutti i pesci, contiene l'omega 3. Diversi studi fatti anche qui a San Daniele con la clinica universitaria di Udine, con l'ospedale di San Daniele e la clinica universitaria di Udine, hanno dimostrato la validità di un'alimentazione a base di pesce, senza ricorrere a farmaci, senza ricorrere a pillole, basta mangiare pesce sano e buono del nostro territorio e viviamo contenti e sani. E poi avete anche c'è anche la possibilità da voi di stare all'aria aperta, perché comunque avete anche una parte dedicata alla pesca sportiva, giusto? Esatto, esatto. L'allevamento è stato affiancato da una pesca sportiva dove si può pescare praticamente tutto l'anno, pesci di diverse misure e divertirsi un po'. Allora andiamo a vedere, vorrei fare una visita un po' al vostro stabilimento dalla parte produttiva e cominciamo a capire insomma come si arriva a questa lecornia. Qui cosa stanno facendo? Questa è una delle fasi più delicate o particolari, diciamo, che è praticamente la spinatura dei filettini piccoli che poi vengono o affumicati o cotti al vapore o marinati o speziati. È un'operazione che pochi fanno, quasi nessuno credo, anche perché come si può vedere è minuziosa e anche costosa di conseguenza, però è una cosa molto apprezzata dal consumatore perché non trova le miospine, che sono quelle piccole spine che sono infilate trasversalmente nel filetto e che sono anche poi fastidiose in bocca e che i bambini non apprezzano molto e tanto meno le mamme. Quindi c'è una prima, da dove il filetto arriva da una... Il filetto arriva prima viene filettato, sì, sostanzialmente, poi viene salato, dopodiché si procede a questa operazione che è la spinatura e quindi poi viene cotto, affumicato, marinato nelle varie versioni di prodotto finito pronto per l'uso. Viene fatta tutta a mano la spinatura o è solo quella degli ultimi residui? Ma diciamo c'è una macchina che toglie le principali, ma come vede poi bisogna assolutamente le più fastidiose. Insomma la macchina fa il lavoro più facile, poi esatto. In realtà loro tocca quello che veramente fa la differenza. Se vuole provare, assolutamente mi metto alla prova così. Io allora, che non ho pazienza e non sono precisa non mi assumerà mai, di questo stia certo. Non si sa mai. Allora, Alessandro adesso mi insegna, anche se in realtà io pensavo fosse un po' una cosa come togliersi le sopracciglia, cosa che lei non fa, penso. No. Scherzi a parte. Le spine si trovano tutte sulla parte alta del filetto. Le sento. E praticamente le sente con la mano sinistra, col dito va meglio. E deve tirare in direzione della pancia, così si evita anche di rovinare il filetto. In direzione, ok. Verso, se io faccio così? No. Ecco, più verso di lei. Ah, ok. Perché altrimenti si vedono poi, rovino la carne, sì, insomma, diciamo. Penso che dovrei lavorare 12 ore al giorno per fare 2 filetti, quindi... Da quanto tempo, Alessandro, fai questo lavoro? Sono 17 anni adesso. Caspita, tanti.
E pian piano si diventa super veloci, cioè pian piano si diventa super veloci. I primi 5 anni sono di prova. Allora, devo arrivare nella mia missione di farli tutti. Mi dica. Da questa parte lo gomito vicino alla pancia, così evita di... Sì, di mettermi tutta storta. Sì. Tira verso di lei. Vedo che voi non ne lasciate una, ma... Ok, vedete per esempio io questo qua l'ho già rovinato, giusto? Questo non si dovrebbe fare. Questo non si dovrebbe fare, però per imparare bisogna anche sbagliare. Ok, dai, questo filetto me lo porto a casa io, così. Va bene, dai, che voto mi dà Pighin? Lo posso rimandare? Vabbè, era per far capire comunque da casa anche come sia un'operazione attenta, per la quale ci vuole una certa maestria, e poi la differenza si sente, perché per esempio i miei nipotini ogni volta mi dicono no, le spine no, quindi con Questo è questi uno dei problemi saremo a principali posto. del consumo della trota, purtroppo, e del pesce in generale, le spine. Guarda Alessandro, è professionista lui. Vabbè, prima prova, più o meno superata. Promossa senz'altro. Qui invece vediamo un'altra fase che non riguarda i filetti, ma riguarda invece proprio... Esatto, qui siamo sulla una fase della lavorazione della regina di San Daniele. La fase completa prevede chiaramente la filettatura, la salagione a mano, sale secco, e quindi la fumicazione. Adesso vi aprirò brevemente qui perché altrimenti il fumo ci invade questa sala. E poi alternativamente anche l'essiccazione, di modo che il prodotto viene disidratato. Noi non vendiamo acqua, ma vendiamo un pesce dalla umidità controllata, ideale per la penetrazione del fumo, degli aromi che con il fumo vengono portati nel pesce, e quindi cerchiamo l'equilibrio dei sapori e cerchiamo anche quello che definiamo, scherzando ma non troppo, il sospetto di fumo. Cioè il sospetto di fumo è quel punto di fumo quando uno non capisce se è affumicato o meno. Lì siamo vicini a quello che secondo me è l'ideale. È la perfezione. È quello che permette al fumo di esaltare la qualità della materia prima senza farsi sentire troppo, senza coprire eventuali sapori che non sono quelli buoni. Quindi è giusto quel tocco in più che non sai quasi definire. Esatto, cioè il fumo deve esaltare la qualità della materia prima, non deve coprire i sapori. Esatto. E non coprirla. Vi apro così vi faccio vedere. Adesso... Quanto tempo dura questa operazione? Diverse ore a fasi alterne e dipende dal tipo di pesce che andiamo ad affumicare, dalla dimensione del pesce, perché i filetti piccoli chiaramente vengono affumicati per tempi più brevi, i filetti grandi per tempi più lunghi, ma quello che è importante capire è che le trote, scherzo ancora, non sono bulloni, quindi non è una cosa standard, ma anche in funzione non solo della pezzatura ma anche delle stagioni, cambia la consistenza della carne, cambia la quantità di grasso in funzione dei periodi riproduttivi o meno, e quindi ogni stagione, ogni pezzatura ha bisogno di un controllo costante e attento delle fasi di lavorazione. C'è sempre qualcuno che con le mani, con il naso, con gli occhi va a controllare il prodotto. Non è una questione di bottoni da premere, purtroppo. Schiacciano un bottone, c'è un programma che fa tutto da solo. Questo è importante anche perché non sapevo questa cosa delle stagionalità, anche si... No, purtroppo, ripeto, non sono bulloni, per cui vanno trattati per quello che sono. Qui vediamo una fase di essiccazione ed è molto importante perché spesso nei prodotti industriali abbiamo dei filetti di trota o di salmone o altri prodotti similari che non vengono essiccati, chiaramente per una ragione anche economica, ma perché poi pesano che di contrasta, meno in sostanza. Pesano di più con l'acqua. Appunto, perché poi essiccati pesano di meno. E quindi c'è un chiaro vantaggio dal punto di vista economico, ma un calo della qualità. Andrò a fare una spesa decisamente più consapevole. Questo è fondamentale. Sì. E
questo è il prodotto finito, noi ci eravamo lasciati con la fumicatura, dopodiché cosa accade per arrivare al prodotto pronto da acquistare? Il passaggio successivo alla fumicatura è una rifilatura, una toilettatura del prodotto completa, la spinatura di nuovo a mano delle spine, che in questo caso sono più grosse rispetto a quelle che abbiamo visto prima. È più facile perché si vedono meglio. Mi ha fatto fare la cosa più difficile. Esatto, esatto. E quindi poi viene messa sottovuoto ed è pronta per essere venduta. E c'è un gran lavoro manuale comunque in generale, c'è comunque sempre un controllo anche nella vostra produzione? Sì, è proprio vero, perché il prodotto passa sotto le mani, sotto gli occhi degli vari operatori più volte, quindi c'è un controllo sia sulla qualità organolettica, sia sull'immagine eccetera, sul rispetto della salute, perché tutto viene fatto a temperatura molto bassa, per cui c'è un rispetto della catena del freddo molto rigoroso, e questo a garanzia appunto di un prodotto che deve essere buono ma anche sano. Mi parlava prima di alimentazione non forzata, l'espressione insomma fa ben capire che non vengono messi all'ingrasso, mettiamola così, no, questi, è vero. Questi pesci, ma che cosa dà cioè qual è l'importanza proprio di questa caratteristica? Non forzare l'alimentazione vuol dire privilegiare carni sode, compatte, ricche degli acidi grassi polinsaturi, quindi l'omega 3 di cui abbiamo già parlato, e il fatto che poi sono adatte poi anche a questo tipo di trasformazione, quindi di cottura e di affumicatura. Non produciamo grasso che viene poi sostanzialmente uno scarto, ma produciamo carni sode pronte per essere lavorate. Ecco, sono dei pesci che si avvicinano come forma a quelli di fiume, pur essendo d'allevamento, c'è questo tipo di Sì, il fatto di essere ricerca allevati in modo sostanzialmente semi-intensivo e appunto con un'alimentazione che non è forzata, come dicevamo, porta ad una forma anche del pesce che è più simile a quella di fiume che non affusolata, piuttosto che rispetto ad altri pesci che sono molto cicciotti, si può dire. A marchio qua abbiamo detto Trotoli del San Marino, ma io vedo qua in questo vostro spaccio, ma mi sembra quasi troppo banale chiamarlo spaccio, perché è molto bello in questo suo candore, c'è un po' di tutto, perché offrite anche tante altre chicche. Sì, qualcuno lo chiama bottechitica, adesso ecco, vede che avevo... ce l'è andata vicino. Beh, diciamo sì, offriamo tutti i prodotti a base di trota che facciamo, sono circa una dozzina, non sono pochi, abbiamo l'affumicato freddo, l'affumicato caldo, abbiamo i cotti al vapore, in forma naturale, alle erbe, alla mediterranea, con le scorze di arancia, limone e lime, già pronti, già aromatizzati. Abbiamo la tartare di trota, abbiamo le uova di trota, la bottarga, diversi tipi di sughi pronti per condire i primi piatti. Abbiamo una cosa stranissima, che era quasi una provocazione all'inizio, che sono le guance della trota, che vendiamo in vasetto di vetro. E tenga conto che in un vasetto di vetro c'è l'equivalente di circa 50 kg di trote. Mamma mia! Pazzesco. E quindi ne abbiamo inventate un po' di tutti i colori. Poi con l'intenzione di fare cosa? Con l'intenzione di dare la possibilità a chi non ha tempo di prepararsi un piatto buono e sano in pochi minuti, ma anche chi vuole fare una cena a base di pesce sostanzialmente può tranquillamente sbizzarrirsi e impegnarsi a fare delle ricette anche un po' più complesse. Anche all'alta cucina di stupire, insomma, di avere quella chicca in più che fa sì, spesso diventa una base anche per la ristorazione di livello alto, per offrire prodotti del territorio comunque, personalizzandoli, interpretandoli in modo spesso eccelso. Per questa prima domenica di Quaresima noi cucineremo la regina, questo mi ha detto di prendere zoppolatti, ma la ringa, io vedo che c'è la ringa anche nel vostro... C'è una ringa sciocca che abbiamo chiamato così perché mutuando il termine dal pane sciocco toscano, quindi senza sale, poi in realtà non è senza sale ma è molto meno salata e molto meno affumicata della ringa tradizionale che ci arriva dal nord Europa. Anche questo è nato un po' per scherzo come prodotto, ma è molto apprezzato appunto per questa caratteristica di sua
dolcezza, diciamo, rispetto alle altre. Insomma, agli scherzi della famiglia Pighin bisogna essere attenti perché portano sempre a qualcosa di grande e di importante, direi. Beh, diciamo che purtroppo abbiamo più idee che tempo, però purtroppo per fortuna poi dipende, per cui stiamo lavorando effettivamente anche su cose nuove che presto saranno disponibili. Bene, vedremo se le soddisferà l'idea di Paolo Zoppolati che io adesso raggiungo per cucinare, quindi prendo quello che mi serve e la saluto. Eccomi. Ah, arrivato. Sì. Sì, potevi dirmi che andavo anch'io a farmi i capelli comunque, sai? No, perché io sempre di corsa, eccetera, tu sei andato anche della... Bello sto rasato. Poi di domenica ho dovuto, sai, vabbè, qua mi finisco costa una dopo. cena questi capelli a me. Oggi andiamo nel giardino della regina? Sì, andiamo anche un po' così, sai? Hai visto come sulla camicia ho E cercato anche di essere un po' orientale? Cioè, io mi sarò tagliati i capelli, però tu hai fatto la Sono conciatura. andata ieri sera in cioè, ristorante, sai, allora dopo... Hai dormito con le bacchettine anche? Sì. Così per ricordarci. Ok, bando alle Ciance. Lavoriamo? Sì. Ok, nel giardino della regina, perché? Perché la regina di San Daniele, il prodotto dell'azienda della Friul-Trota, dei Pighin, quindi parliamo di una delle eccellenze del Friuli, veramente un prodotto di... Mi sono dimenticata una cosa, fermati prima di cominciare. Oggi che giorno è? Il 5 marzo. Che giorno abbiamo cominciato? Abbiamo cominciato il 5 febbraio, il primo mese di corso di cucina. Questo è un regalo per Paolo. Caspita. Per dirti grazie, hai avuto pazienza. E da Marescuti ho trovato questa cosettina, l'ho tenuta per festeggiare questo primo mese di insegnamenti. In realtà servirebbe, dovresti tu darlo a me perché sono troppo brava. Perché ho detto che andiamo un po' in orientale? Perché prendiamo l'idea con un prodotto friulano e usiamo una tecnica orientale per alcune cose, no? Anzi... Coltelli affilatissimi. Coltelli affilati, sai. Paura. Paura? Si comincia, Quindi da dove? si comincia. Apriamo la trota, quindi la regina... Questo faccio io, dai. Che oggi ti faccio veramente lavorare. Sarebbe ora. Quindi parliamo di una cosa che si può preparare prima, Sì. in tranquillità prepararlo prima, quando anche si hanno degli ospiti. Va bene, potrebbe andare bene tutto l'anno, ma soprattutto in primavera e estate, perché comunque è un piatto estivo. Non abbiamo cottura. Non abbiamo cottura, usiamo solo, allora, la trota. Sì. Cominciamo a prendere anche gli altri ingredienti o cominci a affettare, io prendo il resto degli ingredienti? Dammi solo però almeno un indizio, perché su questo sono un po'... non Vado lo so. all'indizio, coltello lungo. Sì. Ah no, aspetta, io sono mancino, dopo tu girerai, io faccio da questa parte e tu dall'altra. Ok. Allora, quindi, noi dobbiamo andare a fare delle fette molto sottili, no? Sì. Adesso è l'inizio questo, vedi? Piano piano le fette si allungheranno. Quindi, E piano piano anche si ingrosseranno, ma sì, perché ma non le mie importa, diventeranno ma non importa. più o meno... Quindi abbiamo delle fette che dopo useremo, vediamo un po' la tecnica. Ok. Giro? Vai. Ah, beh, Così, giriamo è solo la più trota, pratico, insomma, no? non serve girare Vai tutto. col coltello, intanto io comincio Vai a col prendere liscio. il resto degli ingredienti. Aiuto. Che poi saranno sono tutti ingredienti che usiamo a crudo. Quindi, ma sì, dai, vai tranquilla, dopo uniamo le varie fette e facciamo diventare la fetta grande. Sì, infatti c'era questo che non mi tornava. Oddio, questo è un tronco praticamente. È un tronchetto? Una brea, per furlan. Un ebreo. Una brea, sì, tutta baiscola e... Ma sai che i friulani si arrangiano un po', no? Nel far tutte le cose, quindi non c'è nessun problema in questo caso. Sono Perché in troppo cucina concentrata e non riesco ad ascoltarti, scusa. Ecco, io parlo, tu posso anche dire altre cose, cioè, vedi? Perché in cucina bisogna saper arrangiarsi, no? Cioè, ad esempio, anche la gente a casa vede cosa stiamo facendo, ma poi anche non siamo neanche molto precisi in quello che facciamo. Siamo molto casalinghi, giusto? Sì, beh, io sicuramente. Nonostante la tua bravura, c'è meno roast. man mano che passa il tempo Adesso gli ho diventi regalato sempre il più cuore brava. di salame, si è ammorbidito, no? Per oggi sono brava, la esatto. prossima volta torniamo... Però ognuno deve mettere il suo, bisogna un po' saper arrangiarsi, bisogna un po' far lavorare un po'
Se anche se ti manca qualcosa. Quindi tu insomma non sei contro modo... la mia idea di buttarmi in cucina, fare un po' la video. Adesso tutti vogliono parlare di cucina, inventare ricette, anche un po' artigianalmente. Sì. Tu non sei contro questa democratizzazione della cucina? No, però bisogna comunque che ci sia la tecnica, cioè deve esserci una certa anche cultura, sapere quello che si fa. Sapere quello che si fa, perché succedono che certe cose le fai per caso. Però la maggior parte delle cose devono essere fatte con cognizione, con tecnica, bisogna leggere, come tutto. Anche perché la volta dopo non è detto che ti riescano. Sai? A me succede sempre così, che la prima volta che provo una ricetta viene, poi non riesco più a farla. Guarda. Ancora? Ma tu tagli ancora un pochino e dimmi se sto facendo qualcosa di sbagliato. Potevo anche darti dei guanti da usare. Infatti. Però ho lavato le mani, però. E quindi siamo in casa, possiamo anche farlo, no? Non taglia tanto sto coltello. L'ho lasciato apposta per crearti un po' di difficoltà. È arrivato l'arrotino? È arrivato l'arrotino. Nel frattempo che tu tagli, io uso questo, diciamo, stuoino, che non è un stuoino per andare in spiaggia, perché è piccolino, no? Forse tieni la tua borsetta questo stuoino in spiaggia. Sì. È un stuoino che viene usato. L'ho già visto questo. L'hai già visto nei ristoranti giapponesi? No. Okay. L'ho visto perché ti ho parlato già una volta del mio Erasmus in Germania, che rimane per me indimenticabile. E lì ho abitato per 6 mesi con una giapponese. Ah, caspita. Eiko, che non chissà se ci vede su internet, però la saluto. Ciao Eiko. Quindi questa ricetta accade a fagiolo, così hai questo ricordo di questo. Davvero. Ok, quindi sono giusta, è quello? Sì, vai c'entro con quello? Allora. Sarà una preparazione un po' simile a quello che vede fare allora, vedi, la particolarità è questo. Anche se le fette non sono precise, nota che bel prodotto che è, che bel colore che ha, anche il profumo, lo sentiamo solo noi il profumo. E quindi ha la particolarità che io ho messo lo stuoino, per praticità la pellicola, e vado a mettere appunto le varie fette che tu stai tagliando. Massacrando. Anche se non sono regolari, una fetta vicino all'altra alla fine va a unirsi, va quasi, io dico, a fondersi, quindi si attaccano una sull'altra e riusciamo a ottenere, diciamo, andiamo a fare questo stuoino di Regina di San Daniele, quindi di questa trota. Il letto della regina. Leggermente affumicata. Ricordiamo, questo non so se lo sai. Buonissimo questo profumo. Pensa che il Friuli è il più grande produttore di trota che c'è in Italia, ma anche in Europa, di altissima qualità. E poi abbiamo una grande particolarità, no? Tu sei stata in Germania, ad esempio in Germania usano una affumicatura molto intensa, cioè più a nord vai in Europa e più intenso i sapori sono intensi. Invece noi raggiungiamo, e bravi loro, un equilibrio di affumicatura, di salatura che è perfetto e va bene per tantissime preparazioni. Più delicato, insomma. Quindi è un prodotto, pensa, un prodotto del territorio, del marchio Acqua, che si presta in tantissime preparazioni, e questo è il bello anche di questa ricetta, no? Riusciamo a dare un'idea molto pratica, veloce e fresca. Io direi che basta affettare. Basta? Sì. Okay. Ecco. Metto via, quindi ci serve il tagliere ancora per le verdure, perché sai, siamo con la regina nell'orto, quindi ci vogliono le verdure. Cambiamo coltello. Sì. Allora, carota, adesso ti insegno un trucco. Insegnami. Allora, per tritare la carota, cioè tritare, anche tante volte, soprattutto quando avete delle cose, quando hai delle cose tonde che scivolano un po', basta che tagli una fetta e vai di base così, no? Geniale. Cioè comunque ti fa la base. Dopo? Io quella cosa lì di non tagliarsi le dita... Sì. Questo è quello... Non si fida però, mi insegna, però poi fa lui. È come la zampina del gatto, no? Sì, tutto Faccio insieme. la zampa del gatto. Sì. Ah. Dai, ci siamo. E vedrai che alla fine di tutto io saprò a occhi chiusi che tu tagli perfettamente le verdure senza rovinare il coltello. Sì, adesso sembra che vai con così. Con la manaria. Si impara, dai, e siamo qui. Per imparare. Esatto. Vabbè, questi non riesco a... Sì, okay. Dai, al massimo, sai, dopo nell'insieme delle verdure che facciamo avremo un po' di verdura un po' più grosse, un po' più fine.
Non vado a condirle, non vado a mettere niente. Le ho solo mescolate, anzi doveva lei mescolare perché ho preso sta ciotola. Va bene. Che io mi Ecco, vergogno guarda. a usare un ciotolone così, no? Ti sei svegliato male stamattina? No, forse perché ero in ritardo. E allora mi sono un po' agitato. Che ne so. Così. Allora, Vai. io faccio solo l'inizio. Comincia a mettere un po' di verdure qua, no? A stendere. Intanto io ti preparo un'altra cosa che servirà. Ma non serve dopo. niente che dia un po' di cremosità? No, le lasciamo così? No, le lasciamo così. Volendo si potrebbe fare, a chi non piace la verdura così croccantina, uno potrebbe dare una saltatina, cioè vedi sto anche facendo con la mano così, Sì, facendo ormai. finta di aver La padella. saltare in padella le verdure, dopo uno le mette in una teglia che si raffreddano, così dopo le ha pronte. Però questa idea Ovviamente secondo non me è calde, altrimenti interessante. cuociono la trota dopo, giusto? Perfetto. Vedi che Quando tu azioni il segui, cervello, azioni e va benissimo Sufficiente? la cosa. Sì, perfetto. Facciamo prima, cominciamo a rotolare? Cosa Dimmi tu, dici? a tua Allora, disposizione. noi, io inizio, dopo finisci tu. Va bene. Abbiamo messo la pellicola per praticità, così non si attacca a questo stuoino da spiaggia. da spiaggia. Io vado a mettere, con l'aiuto della pellicola, vado a appoggiare sopra la trota. Vado a mettere l'altra, però adesso cosa faccio di particolarità? Con lo stuoino io vado a chiuderlo e a spingere. Ah, ok. A spingere, vedi? Provo? Sì, vai, aiutati. Allora, Tanto hai la così. pellicola che ti aiuta e tu vai a spingi così vai che diventa bello consistente. Ancora? Cioè prende forza, va a unirsi il tutto. Ecco. Allora, adesso vediamo un piccolo Solo che- trucco. Se un po', guarda, così con la pellicola. Allora, vedi, in questo caso è diventato tondo. Sempre con l'aiuto dello stuoino facciamo una magia. Facciamo così, uno può dare una forma così Ah, ok. Anche triangolare, quindi. e diventa triangolare. Nel frattempo, che cosa facciamo? Io dopo tolgo la pellicola, per quello dico che è pratico. Lo puoi fare tranquillamente prima. Lo metti in frigorifero, Metto in frigo, dopo poi te lo tagli e fatto. pronto. Lascio la pellicola. No, dopo la togliamo. Dopo? Buona lì. Allora, grattugiamo. Sai, in Oriente c'è questo piccantino, no? Vai di grattugia. E questo è il cren. Sì. Rafano. È Sì, più che- giusto chiamarlo rafano? Boh, Cren uguale. ce l'abbiamo di tradizione, è un termine che si usa, è un termine tedesco, ma ce l'abbiamo in tradizione in Friuli, soprattutto nella parte... Insomma. Vedo che sai le cose. Senti, da e che mi lato? stupisci. Ma allora, Studio. io direi che è meglio che non gratti qua. Non perché avrò sai, grandi mani, ma Ecco. la mente funziona. Vai qua, occhio, speriamo che non ti metti a piangere. È vero, perché pizzica un pochino. Pizzica. Sai che non si fa mai piangere una donna. Ah, a proposito, Sì, a Carissimo. proposito, intanto io metto un po' di olio nella ciotolina fra 3 giorni è la festa della donna. e un poco di aceto balsamico di mela friulana. Devo sentire, è una cosa pazzesca. Che differenza c'è fra le donne e gli uomini in cucina? Sono più brave le chef o gli chef? Sai cosa? Ah. Adesso io penso Attenzione, che il tutti i sorriso miei diabolico colleghi mi ha fatto, mi daranno contro. Sì. Io ho notato che la donna, la chef in cucina, la donna, io mi accorgo quando c'è una donna che fa da mangiare, c'è Perché? una sensibilità diversa. Vedi. C'è un qualcosa che realmente nel piatto risulta che è diverso. E qui io adesso mi sono dato la zappa sui piedi da parte dei brucia, colleghi. brucia. Allora, brucia? Basta? basta. Così non brucia più. Quindi che cosa ho fatto? Olio, un po' di aceto balsamico di mele. Si becche. Vado a mettere il cren, il rafano, a mescolarlo un po' tutto. E questo ci serve come preparazione. un wasabino. Sì. E ora bisogna tagliare. E ora bisogna tagliare. Tagli tu? Sì, quanto... Spero in bene. Ma... Così, Intanto- così, No, beh, a piacere, dai, fai dei cilindretti. così. Sì. Intanto io nel frattempo
Un'altra delle eccellenze della Friultrota, quindi una cosa che loro stanno facendo ed è anche conosciuta, sono le uova di trota, no? Le uova di trota, quindi questo caviale di trota e le guancette di trota che hanno veramente una grande particolarità, quindi le andremo a mettere in questa preparazione. Guancette di trota. Mi raccomando come tagli, intanto vado in frigo perché ti ho portato una sorpresa. Dai, Sì. un regalo? No, niente regalo. Strano. Il regalo sono che ti omaggio di questi piatti che ti insegno a fare e quindi tienti sti regali. Ho portato, questa è una cosa che facciamo conoscere. Si chiamano foglie di shiso, adesso si cominciano a trovare anche delle piante qui in giro e nella cucina giapponese e coreana vengono mangiate a crudo col pesce. Quindi sembra un po' una foglia di ortica, fa molto bene. C'è il tipo verde e il tipo rosso, quindi si può mangiarle tranquillamente a crudo e andiamo a mettere, diamo questa sensazione un po' di È il giardino della regina, una regina che viene da lontano. Ecco, adesso piano piano ti faccio impiattare. Non è molto pratico. Adesso vediamo come impiatti, no? Io nel frattempo cosa faccio? Vado a mettere, ma perché non è detto che piace a tutti, no? Il creme lo mettiamo vicino alle foglie. Questo si è rovinato. Quindi il Vedi, tu hai fatto triangolini, volevi fare il fenomeno, no? Sì. Beh, ma tanto siamo in casa, dai, va bene così, no? Siamo in casa. Quindi, poi, cosa andiamo a mettere? Che bei colori poi, tra l'altro, veramente. Che va in abbinamento, il caviale e le uova di trota. E tu prima ti sembrava che non sono stato a sentirti, invece non mi scappa niente. L'uovo te l'ho fatto bollire per 10 minuti, perché? Perché a me serve il tuorlo. Tu dirai, ma perché ti serve questo tuorlo? Tanto metti le guancette, ecco. Perché io adesso Dove le metto, scusami? Vicino sulla foglia verde. Quindi abbiamo un tutto trota, no? Un tutto, quindi la regina di San Daniele, le uova di trota e le guancette di trota, questa cosa particolare. Sono curiosa di assaggiare. Sì? Anche una cosa molto pratica che fa la friultrota, quindi uno apre e usa in queste preparazioni, no? Quindi, intanto che tu fai questo, tu pensavi che non mi scappava che c'è qualcosa legato alle donne, in omaggio alla festa della donna, con il tuorlo d'uovo così un po' sminuzzato, noi andiamo a mettere questo effetto mimosa. Oh, che bello! Quindi... Si chiama mimosa veramente? Sì. O ricordo sbagliato? Se tu, questa cosa di sminuzzare il tuorlo d'uovo, su anche delle preparazioni, cosa dà questo Per esempio effetto. con gli asparagi anche, no? Si usa. Quindi nelle prossime succederà, ci saranno. Con questi super asparagi che abbiamo. Io non vedo l'ora che sia primavera, che sia tempo di asparagi. Io direi che il piatto è pronto. Paolo, abbiamo una sorpresa fatto, bellissima oggi. Guardate qua, c'è un po' di confusione. Quello è normale. Ad agosto arriveremo senza più confusione. Facciamo la foto. È una meraviglia. Cioè, faccio un figurone con questo. È proprio la regina nell'orto, Allora, io più che mai ho voglia di assaggiare, ma curiosità, le foglie si mangiano? Si mangiano anche quelle. Oh, bene, assaggiamo. Bacchette, sì, non queste, o forchetta? O forchetta? O io mani. direi mani. Sì, fantastico, mani. Meraviglia. Beviamo dopo noi un bel vino bianco friulano. Intanto. Io ovviamente ho preso il più difficile. Muti come pesci, acqua in bocca. Allora, aceto balsamico di mela, olio, Evo. Scriviamo come
Ah, già bevi tu? Sì, scusa, abbiamo... Cioè, Va bene, allora, tu hai spazzolato il piatto. mi sono scritta tutto perché questa la ripropongo assolutamente ai miei amici. Per quello che abbiamo preparato noi più o meno, che noi abbiamo mangiato in 2, ma Sì, può bastare può per... bastare 4. Mangi in poca che fa me, 200 grammi di trota affumicata, la regina di San Daniele, 50 grammi di carota, 50 grammi di sedano, 80 grammi di mela, 80 grammi di finocchio, 50 grammi di cipolla rossa, uova di trota, guanciali di trota, qua avevo sbagliato, vedi? Aceto balsamico di mela e olio. Perfetto. Il giardino della regina. Voto alla regina della cucina? Ma oggi posso sbilanciare? Vai. Visto che anche andiamo sulla festa della donna. Dimmi! Io darei un bell'otto. Scrivilo per 8. piacere, scrivimi 8 che questo qua me lo tengo. Occhio che ci mette un meno. 8. Yeah!